Sport Isili, buon pomeriggio dal Comunale di Bagheria e benvenuti per la 22esima giornata del campionato di promozione siciliana Girone A e la sfida fra Bagheria e Casteltermini, sfida di cartello, anticipo di Costa. Biondo, chiuso, riesce a liberarsi la marcatura, poi grande palla in verticale di Fiorentino che fa veggere Ribaudo in area di rigore, Ribaudo, calcio centrale, ha respinto Versanti, ha dato una grandissima palla Fiorentino. Va a battere Caracappa sul primo palo, la gira Biondo, Versanti ha respinto, tutti vogliono il gol perché Versanti ha dovuto impegnarsi per tenerla. Davide Gastone rischia sulla pressione di Sabdul, se la cava, passando anche con un rimpallo, poi la palla entra effettivo che lo controlla la grande, lo scarica sul Ribaudo che poi una sforbiciata, pallone alto, questa è una grande azione del Bagheria, attaccato da Conego su che gli porta via il pallone, prova ad andare, cerca di connettersi con i Sabdul, trova campo, ancora Conè che allarga per il Sabdul in area di rigore, pallone col sinistro messo in mezzo, a metà tra un tiro e un cross, ma qui il Bagheria incomprensibilmente scoperto. Poi buoni pallone in verticale per Conego su che va all'1 contro 1 con Costa, prende il fondo, il numero 2 mette il pallone a rimorchio, non può arrivare Colombo, poi la conclusione a rimorchio di Nicola Scrusatti che di controbalzo manda altro. Minuto 34, parte Biondo che beffa Versanti sul suo palo, una perla del numero 11 che piazza il gol del vantaggio e stappa la partita 1-0. 3 in barriera per Miceli più i saltatori in aria. Ferrante va in area di rigore a cercare sul secondo palo, l'inserimento di Canciù, ha messo una gran palla il numero 10 dalla posizione di prima, ne mette infatti 5 stavolta Versanti cercando di mettere un po' più spostato la sua parte Canciù, però occhio che gli posso aprire visuale, va ancora Biondo, stavolta va sopra la barriera. Cross in mezzo, Issa Abdulbasit con un gol strepitoso, fa 1-1, dal nulla inventa una magia, ce l'ha scritto sulla maglia, il risultato super gol e il Casteltermini pareggia alla Ibrahimovic. A rimorchio per Gastone, questo è centrocampista, Gastone la porta avanti, guarda la porta, rientra sul destro, prova Gastone! Destro alto di poco, ha fatto una bella giocata il numero 3. Messi ci hanno toccato, ha battuto comunque rapidamente la formazione di Pagano. In area Caracappa, poi il Ribaudo chiuso a 2, c'è interventi in stesso campo, poi Ribaudo a terra, non c'è nulla. Secondo l'arbitro tutta la panchina del Bagheria a protestare. Il Bagheria insiste con Badami, Caracappa deve impegnarsi per ancora, Badami palleggiando, esce con grande giocata. Vola Versanti, cosa ha fatto Badami? Non è finita, pallone in mezzo, ancora Versanti. Si gioca con Ribaudo che avanza, abuso, recupera bene questo pallone. Ferrante in verticale per Basit, ha bucato Proceva via Basit, posizione regolare, Basit infila Miceli, fa 2-1 per il Casteltermini, si è spento il Bagheria, si è svegliato Issa Abdulbasit su una palla visionaria, spaziale di Ferrante, adesso il Casteltermini è in vantaggio in 5 minuti, la doppietta di Issa Abdulbasit e il Bagheria è rimontato incredibilmente al Comunale. Per la corsa di Conè che mette il pallone a rimorchio, ancora pericoloso, stavolta però ci ha chiuso, poi pallone per Ferrante con il destro al limite, palla fuori di niente, finta di corpo su Ferrante, non c'è fallo del 10 del Casteltermini, è scappato via Canciù, anche il Abdulbasit che può andare via, d'altra parte arriva come un treno Canciù, Basit va da solo, non lo tiene Gastone, Basit in mezzo, Canciù per il 3-1 in contropiede dopo la doppietta, adesso Basit anche con l'assist e il Casteltermini vola sul 3-1, procede infuriato Gastone. Gioca ancora sul numero 8 che alza la testa, va il pallone in mezzo, procede alla prolunga, poi Ribaudo non la tocca e Versanti la blocca e butta a terra. Finisce al Comunale, il Casteltermini espugna Bagheria, batte il Bagheria Città Levile per 3-1.